Era diventato l'incubo delle ragazzine, scarpe da ginnastica ai piedi, zainetto in spalla, casco in testa e quella odiosa e insana predilezione per le vittime ancora bambine da insidiare nei luoghi in apparenza più sicuri per alunne di quinta elementare o prima media, i giardini pubblici, il parco giochi, perfino il supermercato, ma dopo 3 mesi di indagini i carabinieri sono riusciti ad acciuffare il maniaco di Fiume Veneto. Secondo i riscontri raccolti dagli investigatori si tratta di Eros Dian, 46enne di Casarsa della Delizia, disoccupato senza fissa dimora, di cui per la privacy i militari dell'Arma non riferiscono i precedenti penali. Sarebbe lui l'uomo che in particolare nella giornata del 16 giugno scorso aveva individuato, seguito e molestato 4 preadolescenti, esibendo loro i propri genitali fra le corsie della Coop, il giardino attiguo alla materna Angelo Custode e all'elementare Battisti, l'area bambini adiacente al McDonald's, dove il tentativo con una quinta bimba non era riuscito grazie all'intervento di una mamma, fatti che avevano sconvolto la comunità all'inizio dell'estate. E ancora era nella mente di tutti il triste ricordo della tragedia di Yara Gambirasio, fatto questo tra l'altro fattoci presente dalle stesse famiglie delle vittime. Ad incastrare l'esibizionista sono stati filmati delle telecamere del market e del comune, nonché gli accertamenti telefonici che hanno permesso di rintracciarlo a casa di un pregiudicato, ma fondamentale è stata anche la collaborazione della cittadinanza. Immagini, intercettazioni telefoniche sono poi un corollario, ma senza la coscienza civica del cittadino che è in grado di collaborare, di fornire elementi importanti, le forze dell'ordine non sono in grado di arrivare ai risultati sperati.